Comunque ritengo che non so cosa ti sia peggio tra una maestra che pubblica le sue foto a pagamento o un genitore che con un bambino e una moglie, una compagna a casa entra in determinate piattaforme pagando e poi facendo insomma la polemica. Ti faccio la domanda diretta, sono Sì. scatti pornografici? No, assolutamente no. Io ritengo che la parola, allora, purtroppo la piattaforma OnlyFans viene associata al porno, perché comunque ovviamente la maggior parte delle persone che sono su OnlyFans fanno insomma, contenuti pornografici. Nel mio caso, e non è per prendere la mia difesa, assolutamente, sono molto vera e trasparente su questo, non c'è nulla di natura pornografica, sono semplicemente degli scatti sensuali. Quindi non ti penti? No, no, assolutamente. Se tu tornassi indietro rifaresti esattamente quello che hai fatto? Anzi, probabilmente non sceglierei nemmeno più la professione di educatrice, perché purtroppo, a quanto vedo, anche se siamo nel 2025, l'educatrice deve essere casa e chiesa e non può assolutamente mettere in mostra il proprio corpo in nessun modo, perché viene vista come una cosa che va contro l'educazione che si dà ai bambini.